Una nuova battaglia di mercato si sta scatenando nel calcio italiano e al centro di essa c'è un giovane attaccante che potrebbe essere il futuro della Serie A, Ange Bonni. Il giocatore francese del Parma, appena 21enne, ha attirato l'attenzione per la sua forza fisica, l'esplosività e la definizione, e Napoli e Inter hanno già iniziato a competere per la sua firma. Come sempre, qui sul canale potrete seguire i retroscena più attendibili del calcio italiano. E quanto rivelato dal direttore di Parma Press 24, Francesca De Vincenzi, fa luce sulle concrete mosse in corso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché il prossimo numero 9 azzurro potrebbe salutare Parma questa domenica. Secondo De Vincenzi, il Napoli è stato il primo club a muoversi concretamente per Bonni. Addirittura alla terza giornata di campionato, subito dopo la prima sfida contro il Parma. L'approccio iniziale è stato chiaro. Il club di De Laurentiis ha individuato nell'attaccante un profilo con margini di crescita e pronto per essere plasmato da Antonio Conte. L'idea sarebbe quella di portarlo come elemento di transizione per un attacco in via di rinnovamento, che potrebbe perdere Osimhen e che cerca nuove soluzioni al fianco di Lukaku o Jonathan David. Tuttavia, l'unica proposta ufficiale messa sul tavolo finora è arrivata dall'Inter. Un'offerta di 20 milioni di euro più una contropartita tecnica, che ha portato la disputa su un altro livello. Il CDA del Parma, guidato da un presidente con stabilità economica, non intende vendere al di sotto dei 25 a 28 milioni e ha fatto capire che anche la permanenza di Bonni è una possibilità, a meno che la volontà del giocatore e le cifre offerte non cambino lo scenario. Vale la pena ricordare che l'attaccante è alla sua prima stagione nella massima serie italiana, ma ha già dimostrato di essere un talento grezzo con il potenziale per diventare una stella. Il Napoli, dal canto suo, osserva con cautela, ma sa di non poter aspettare troppo se vuole vincere la corsa. Conte, che predilige i giocatori forti fisicamente, che giocano bene nei sistemi verticali e che sono esplosivi in contropiede, ha già approvato il nome di Bonni. Il francese, alto 1,92 metri, dotato di un buon gioco aereo e di un tiro potente, si adatta perfettamente all'idea di gioco del Napoli e può essere utilizzato sia come perno che come punto di riferimento centrale. La Juventus, invece, si limita a monitorare la situazione senza fare passi avanti significativi. Bonni diventa così uno dei nomi più caldi della prossima finestra estiva. E il duello tra Napoli e Inter potrebbe intensificarsi dietro le quinte nei prossimi giorni, soprattutto se il giocatore si farà notare ancora una volta nello scontro diretto di domenica contro i partenopei. E ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli. Pensate che Bonni sia il nome giusto per rinnovare il nostro attacco? Pensate che il club debba pareggiare o battere l'offerta dell'Inter per assicurarsi questo talento emergente? Commentate qui sotto, condividete con i vostri compagni amanti dell'azzurro e, ovviamente, ringraziateci per supportare il canale e continuare a seguire ogni passo del mercato del nostro glorioso Napoli.